Con Bruno Sgari al termine della partita col Follonica, poteva essere una partita complicata visti insomma, i precedenti con questa squadra, forse siete stati bravi a renderla più facile di quella che poteva essere. Sì, ci tenevamo a fare una bella partita anche oggi, dando seguito alle altre partite fin qui disputate. E insomma ci abbiamo fatto, nonostante comunque è un Follonica molto giovane ma molto guerrigliero e ben organizzato a mio avviso, sia in attacco che soprattutto in difesa. Devo fare i complimenti al portiere sia ad Ale che anche a Mugnaini, che è bello vedere dei ragazzi giovani così buttati nella mischia e farsi valere entrambi, ecco. Sono stati bravi veramente entrambi. Ti chiedo a livello personale, insomma, clean sheet sembra una bella cosa, vale anche la prestazione di squadra, però è una bella soddisfazione. Sì, ma qua siamo una squadra, quindi il merito va a tutti, nel senso non è un merito di un singolo, è il merito di tutti, dallo staff, dalla squadra, al pubblico che è fantastico e quindi dai, speriamo di continuare così e ci divertiremo. 3 partite, 3 vittorie finora in campionato, più le 2 della Supercoppa, inizio sicuramente positivo per quella che deve essere una stagione ricca di tanti successi. Sì, come ripeto quello che ho detto prima, ci tenevamo a far bene in questa partita, continuare con questa striscia positiva di risultati che dà fiducia sicuramente in vista dei prossimi impegni futuri, insomma, ecco, i campionati, i champion e quant'altro. Anche perché adesso c'è una settimana piena, 2 partite, Breganze fuori mercoledì e poi domenica si torna qui per il Sarzana, 2 impegni tosti ma importanti per voi. Sì, ogni partita è importante alla fine, non si può dire una partita più importante o un'altra perché ogni partita ci dà 3 punti al momento in campionato, quindi sono tutte alla stessa importanza e ecco, ci teniamo, diamo la stessa importanza a ogni partita, ecco. Ringraziamo Bruno Sgari, in bocca al lupo al Trissino.